La pista da bob è un'opera che è sostenibile dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, soprattutto direi a questo punto economico, visti i tempi in cui ci troviamo. La pista per il bob olimpico a Cortina non sa da fare. Il CIO deve prendere atto della lunga serie di proteste locali che hanno trovato consenso anche a livello internazionale. 1185 cittadini di Cortina hanno firmato una lettera indirizzata al presidente del Comitato Olimpico Thomas Bach, nel quale si chiede di imporre alla Regione Veneto, al Comune di Cortina e alla Fondazione Milano Cortina 2026 di rinunciare alla costruzione dell'opera. È una pista che va contro i principi stessi della candidatura delle Olimpiadi del 2026, secondo i dettami del CIO dell'Agenda 2020. Quindi, siccome la pista poi rimarrà al comune di Cortina d'Ampezzo ed è già stato annunciato un deficit che è assolutamente sottostimato di 400.000 euro all'anno, sappiamo ormai purtroppo che fine farà quella pista. Il precedente di Cesana Torinese è sotto gli occhi di tutti e il vivaio del bob da allora non è cresciuto. Un'opera inutile che non vogliamo a Cortina, afferma la presidente del comitato civico. Il CIO a gennaio dello scorso anno scrisse alla Regione Veneto chiedendo di non procedere alla costruzione della pista da bob per mancanza dei requisiti di sostenibilità. I funzionari della Regione risposero che l'opera era nel dossier olimpico, finanziata con fondi statali e che il progetto sarebbe andato avanti. Thomas Bach non si è più esposto, più di tanto, fino a quest'estate, in cui in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, invece ha proprio dichiarato che la pista da bob è un'opera che si può tranquillamente fare a meno. Ha detto lui, anche segretario generale del Comitato Olimpico Internazionale. Il presidente Zaia, che ha ricevuto in copia la lettera del comitato civico, ha risposto a stretto giro che il CIO si esprime in modo chiaro e inconfondibile, afferma Zaia, magari spiegando quali ricadute si avrebbero su Cortina spostando il bob e quali realizzandolo dove è previsto. L'auspicio è che la risposta del CIO stavolta sia inequivocabile. In ogni caso, il comitato guarda al futuro. Stiamo provando tutte, noi speriamo che con questa ennesima mossa ci sia una certa sensibilità. Siamo ancora in tempo, ancora non sono partiti i cantieri, non è partito nulla, quindi siamo in tempo per fare un ragionamento che, ripeto, non è di essere pro o contro il bob, ma è veramente una questione di buon senso, soprattutto in un momento così delicato che stiamo vivendo adesso.